con la copertina creata appositamente per celebrare l'apertura del nuovo tratto della Pedemontana fra Bassano del Grappa e Montebelluna. Apriamo questo nostro Focus TG, siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto c'è da dire che la notizia di queste ore è appunto l'apertura della Pedemontana. Saremo collegati poi nel corso della nostra informazione con il casello della Pedemontana di Bassano del Grappa per capire se già in questo sabato, come ci annunciavano molte persone via WhatsApp e tramite i nostri social nella giornata di ieri, se molte persone utilizzeranno la Pedemontana per arrivare a Bassano, fare una cappatina in centro storico, per dare un'occhiata al Ponte Vecchio, per un aperitivo o un po' di shopping in città. Vedremo poi come andrà. Saremo al casello, ricordiamo, fra pochi minuti per sentire, vedere, capire come sta andando. Notizie di cronaca come sempre arrivano dal tutto il territorio, poi parleremo sia con la redazione di Vicenza che con quella di Padova per capire le ultime novità da due città così importanti. I dati dell'emergenza coronavirus, anche quelli in arrivo, quindi un'ora per stare assieme e approfondire i temi di giornata. Ma giusto per fare mettere un po' il fiocco sulla copertina che avete appena visto, diamo un'occhiata a quello che è successo ieri a Bassano con l'apertura della Pedemontana. È stata un'emozione farla. È un commento anche emotivo ed estetico quello che fa il presidente del Veneto sui 35 km di Pedemontana veneta aperti oggi tra Bassano Ovest e Montebelluna. Finalmente questa arteria attraversa e collega le province di Vicenza e Treviso, abbatte i tempi, riduce i costi per il trasporto delle merci, migliora i dati dell'inquinamento. A Bassano si danno appuntamento sindaci, consiglieri, imprenditori che hanno creduto in questa superstrada insieme a Zaia, e l'efficienza è anche nell'organizzazione della cerimonia. Obbligo di presentarsi con il referto di un tampone, altrimenti l'UL7 lo effettua al momento. Solo dopo si entra nella zona protetta dell'inaugurazione. La Pedemontana migliorerà la vita di chi la attraverserà, ne è convinto anche il viceministro Morelli. Sfido chiunque a pensare che è preferibile stare in auto o sul camion 40 minuti in più, rinunciando a 40 minuti della propria vita. A beneficiare della Pedemontana saranno soprattutto gli imprenditori del territorio, ma anche i sindaci. Molti erano quelli presenti all'inaugurazione di questo tratto, di un'opera che interessa quasi 40 comuni. Ed è una struttura che non è una striscia d'asfalto, una mera striscia d'asfalto, ma diventa uno strumento di coesione della comunità. Al trasporto merci, è una possibilità per le aziende, per il turismo. Una strada, sottolinea il presidente Luca Zaia, nata grazie all'impegno di chi tutti i giorni, con caldo, freddo, pioggia o sole, ha portato avanti l'opera, e grazie ai voti del Consiglio regionale, tanto che il governatore fa salire sul palco i consiglieri per un applauso collettivo, rivelando anche la prossima priorità. Ci vuole una squadra che non sia l'ufficio complicazioni e affari semplici. Il merito è dei consiglieri che ci sono stati. Il merito è di consiglieri che ci sono ora. Ovvio che la prossima è l'autonomia. Finito il Covid si parla solo di autonomia in Veneto. Grazie. Grazie mille. Grazie. Infine la benedizione del casello e il taglio del nastro, quindi l'apertura ufficiale della strada, con i primi ingressi al casello di Bassano alle 15.04 di venerdì. Questa è un'infrastruttura che cambierà il modo di pensare, di ragionare, di programmare i nostri viaggi in questi territori. Diamo solo un esempio: un Treviso Nord-Bassano potrebbe essere una percorrenza di 20-25 minuti. Adesso cos'è? Un'ora e un quarto, un'ora e mezza, dipende da come ti va. Per quanto riguarda le percorrenze, noi abbiamo avuto la fortuna di poter salire sul bus sul pullman, il pulmino, che ha accompagnato il presidente Luca Zaia e il rappresentante della SIS e della struttura poi di progetto regionale per il primo viaggio sulla Pedemontana. Eravamo seduti assieme a loro. Ieri nella diretta in edizione straordinaria vi abbiamo fatto vedere tutto questo viaggio, però durante questa traversata da Bassano a Montebelluna sono emersi dei temi anche particolari, quasi che Zaia e i suoi ospiti si fossero dimenticati di avere una telecamera e un microfono sotto il naso, e si sono lasciati andare a commenti che sentirete fra poco. Ecco il servizio.
Vittoria, bravo. È questa l'immagine che sintetizza l'inaugurazione del tratto Bassano Ovest Montebelluna dell'autostrada pedemontana veneta. Il presidente Zaia è in centro alla carreggiata poche ore prima venga aperta al transito con alle spalle il massiccio del Grappa, segno indelebile di unione tra il Bassanese e la Marca. Un viaggio iniziato dal casello di Bassano Ovest con una guida d'eccezione. Abbiamo considerato come tempi di percorrenza, danno dei numeri secondo me strabilianti. Ad esempio Montecchio Spresiano li percorreremo in 50 minuti, oggi ci vuole un'ora e 20. Montecchio Bassano in 30 minuti, oggi ci vuole circa un'ora. Bassano Montebelluna in 27 minuti, oggi ci mettiamo 45 minuti senza pedemontana. C'è tutto l'orgoglio di chi l'ha seguita dalla carta alla realtà nel racconto del tracciato, fatto sì d'asfalto ma anche di tanta accuratezza nei particolari. Questa struttura in acciaio Corten. Presidente che a Montebelluna decide di cancellare il protocollo. Se per me potete accostare che poi io devo andare. Vabbè, resto su, via, andiamo. Attenzione al territorio in tutte le sue forme, dalla presenza degli alveari nelle zone boschive dell'autostrada alla recinzione scelta a maglie fine e minuziosamente posata per salvare le lepri. Vedere il cantiere con le scarpate verdi e le protti che andavano da una parte all'altra sembrava, non dico una favola, ma insomma. Un'arteria che attraversa le terre del Canova e del Palladio. È il territorio della bellezza, non potevamo che fare un'opera d'arte che si chiama Pedemontana Veneta, ma è un'opera d'arte. Un'opera seguita giorno per giorno anche da tanti cittadini. Abbiamo avuto molti direttori dei lavori aggiunti, soprattutto soggetti in pensione che si sono divertiti. Veneti consapevoli che i soldi versati per il pedaggio rimarranno in Veneto. Più la si utilizzerà, più avremo possibilità di abbassare i pedaggi. Perché comunque poi l'opera va pagata, ragazzi, cioè, l'opera è gratis, è impossibile. Quindi diciamo che tutto il guadagno che poi arriverà verrà reinvestito nel territorio e nel Veneto. Assolutamente sì, da qua non scappano i soldi, cioè i pedaggi che pagano i veneti restano in Veneto. Questo è un tema che sarà sviscerato nel futuro, anche perché abbiamo visto che l'apertura del primo tratto della pedemontana o dei primi tratti, quelli che fino a pochi giorni fa collegavano esclusivamente Bassano con Malo, quindi l'interconnessione con la A31 e la stessa Bassano, Breganze, insomma questi caselli, Marostica avevano un traffico che secondo alcune fonti poteva essere un po' riduttivo rispetto a quello che è prefissato per il sostenimento economico dell'opera. Ovviamente pensare che il traffico finale possa riversarsi su un tratto così piccolo come quello che era aperto fino a pochi giorni fa effettivamente è complicato. Adesso l'opera è decisamente più vasta e decisamente più lunga, unisce anche zone con necessità diverse. Ricordiamo che si può andare tecnicamente da Malo a Montebelluna, in mezzo ci sono molti caselli che possono essere utili sia dal punto di vista turistico che per il movimento delle merci, uniscono zone industriali, artigianali importanti come quelle di Malo, Bassano, Breganze, Marostica e la Marca, dove sappiamo che la produttività è sempre alle stelle, quindi gioco forza, aumenteranno i flussi. Per capire se effettivamente risponderà alle esigenze per cui è nata bisognerà aspettare che sia completata, quindi da Montecchio Maggiore interconnessione con la A4 fino alla connessione a Spresiano con la A27, quella che collega Belluno con Treviso e poi con Venezia, in mezzo c'è la A31 Valdastico, allora lì si avrà un sistema stradale decisamente più corposo. Poi naturalmente c'è da vedere se in futuro la A31 ad esempio avrà uno sbocco a nord come chiedono i trentini fino alla A22 del Brennero, un sistema infrastrutturale potentissimo. Allora lì si capirà effettivamente l'utilità e anche la sostenibilità. Fino a quel momento bisognerà un po' capire quante persone viaggiano su questa strada. Noi lo vedremo già oggi perché fra una ventina di minuti, mezz'ora circa, saremo collegati con il casello di Bassano per vedere se sarà un flusso continuo di auto che escono oppure se oggi, primo giorno, la faccenda è più tranquilla. Sappiamo che ieri però già nel pomeriggio alle 15 c'era gente che aspettava in fila per poter viaggiare
viaggiare sulla Pedemontana. Potrebbe essere un buon viatico per l'inizio di una nuova era per il Veneto. Tante voci ieri all'inaugurazione, noi abbiamo sentito finora soprattutto quella di Luca Zaia, ma ieri c'erano tante voci, tanti amministratori, tanti politici, dalla regione ai sindaci presenti nel tendone, nel capannone allestito per il taglio del nastro, e ne abbiamo sentiti alcuni. Sentite cosa ci hanno detto. Un sogno che diventa realtà, così esordisce il presidente Luca Zaia all'inaugurazione dell'apertura della Pedemontana nel tratto che collega Bassano a Montebelluna. Una cerimonia emozionante che risveglia l'orgoglio veneto e che celebra la rinascita economica di ogni singolo comune, ogni singola provincia, ma specialmente del Veneto nella sua totalità. Finalmente si apre, finalmente tutti i cittadini della nostra zona potranno con velocità percorrere la Pedemontana. È un aspetto fondamentale anche per tutte le aziende, per tutti coloro che lavorano nel territorio, che potranno avere maggiori opportunità e soprattutto maggiori sviluppi verso quello che è il nuovo mondo. Finalmente una nuova arteria importantissima, non solamente per la viabilità di questo territorio, ma soprattutto per l'economia del territorio bassanese e di tutta la Pedemontana, una delle aree più ricche del Veneto, che da tanti anni aspettava questa infrastruttura, e oggi finalmente abbiamo inaugurato una tratta importante, una delle tratte principali, che servirà sì l'economia, ma penso anche a tanti altri motivi di sviluppo come il turismo, la sanità. Ricordiamoci che qui stiamo parlando anche di ULSS Pedemontana, quindi sarà facile anche raggiungere i diversi ospedali che abbiamo lungo questa arteria. Finalmente, dopo tanti anni e anche tante difficoltà, perché come ha detto Zaia abbiamo ereditato un cadavere eccellente, oggi grazie a questa amministrazione abbiamo inaugurato questa grande opera, che è la più grande in Italia. È un evento molto importante, io l'ho vissuta anche prima da sindaco, nei miei 10 anni di sindaco di Rosà, insomma qua siamo proprio ai confini, quindi rispetto a questo casello anche il prossimo, e quindi credo molto importante e molto atteso, proprio perché sappiamo qual era il gap infrastrutturale di questa zona e ci permetterà di essere molto più competitivi e soprattutto di dare una risposta a tutte le nostre attività produttive. Finalmente viabilità adeguata, spostiamo il traffico a lunga percorrenza su un sedime diciamo indicato, i mezzi pesanti che non passeranno più per i centri abitati, veramente si cambierà la qualità della vita di tutti i paesi della fascia pedemontana, ma si avrà veramente una risposta per il mondo produttivo di queste zone fatta in maniera importante, una viabilità del terzo millennio per il Veneto che se la meritava. Speriamo che da qui si riparta guardando avanti in maniera ottimistica. Molte voci in questo servizio, molte altre quelle che avremo nel nostro telegiornale di questa sera, perché ieri davvero c'erano tantissimi amministratori, tantissimi sindaci che hanno voluto lasciare una dichiarazione ai nostri microfoni. Le sentiamo anche questa sera nel TG Bassano, assieme al primo giorno, a un servizio sul primo giorno di apertura, e anche a un servizio o comunque alcune immagini interessanti sul primo viaggio in macchina, perché il viaggio ieri l'abbiamo fatto con Zaia sul pulmino della regione, e sicuramente sarà interessante vedere qualche immagine di viaggio. Allora, noi abbiamo anche un servizio su una situazione che si è creata ieri molto positiva, perché i tamponi che sono stati fatti agli ospiti dell'inaugurazione sono stati curati dall'ULSS 7 Pedemontana, e questo test potrebbe diventare un paradigma interessante per eventi di portata simile, 150-200 persone, con tutti i presenti tamponati. Chi naturalmente non è tamponato è perché ha presentato il famoso Green Pass e può dimostrare di essere o vaccinato, di aver avuto il Covid, insomma tutto quello che conosciamo. Ecco il servizio. Abbiamo visto un'organizzazione qui, punto tamponi con l'ULSS 7, non tante persone addette al controllo, quelle che bastavano per farci entrare in una zona protetta, senza assembramenti, mascherine eccetera. Può essere questo un esempio per organizzare altri eventi, diciamo, di queste dimensioni? Ma sì, ho voluto io questi punti tampone. Siamo in Veneto, abbiamo dimostrato di essere i primi in Italia per vaccinazioni, lo siamo anche per tamponi, abbiamo superato i 10 milioni di tamponi dal febbraio 2020, e sì, questo è uno dei modelli. Certo è che gli indicatori ci dicono che dove stiamo vaccinando non abbiamo più recrudescenza della malattia e il virus non riesce ad attecchire. Ormai possiamo dire tranquillamente che in Veneto si è messa in sicurezza quella fascia d'età che va dai 60 anni in su, che è veramente la fascia d'età più problematica.
interessante questa dinamica, vedremo se il protocollo creato dall'US7 per tamponare centinaia di persone in tempi piuttosto rapidi, perché comunque non ci sono stati assembramenti, code, problemi di alcun tipo, potrà essere utilizzato per eventi pubblici o anche privati, chissà. Adesso noi facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto la nostra ampia pagina dedicata alla strada pedemontana veneta aperta ieri nel suo tratto fra Bassano e Montebelluna, quindi complessivamente Malo, Montebelluna percorribile. Fra poco saremo qui in collegamento con il casello della pedemontana di Bassano per vedere se c'è già qualcuno che viaggia su questa arteria o se siamo un po' calmi come giornata, passateci il termine. Allora, adesso noi andiamo subito a vedere un nuovo servizio che ci arriva dalla nostra redazione padovana, perché maggio, mese antoniano, sappiamo che fra poco inizia la tredicina, saremo coinvolti anche noi di Rete Veneta. È la famiglia il cuore pulsante della tredicina che quest'anno accompagnerà con la riflessione e le invocazioni fedeli, devoti e amici di Sant'Antonio alla solenne festività del 13 giugno. Scandito dai pellegrinaggi delle diocesi venete guidate dai loro pastori, questo momento di preghiera rituale che segue la messa delle 18 e sarà trasmesso in diretta da Rete Veneta, emittente del gruppo Media Nord-Est, porterà i devoti a riflettere sul ruolo della famiglia declinata nelle sue varie esperienze. Famiglia in formazione, aperta alla vita e all'accoglienza, famiglia ferita o numerosa. Nell'anno della famiglia di San Giuseppe, aperto il 19 marzo da Papa Francesco, la comunità dei frati vuole riflettere con i fedeli grazie al racconto di famiglie testimoni. Il Covid ha provato la famiglia, costretta all'isolamento, a confrontarsi con la difficile accettazione di lutti e distanze, ma l'amore supera ogni ostacolo e per questo i frati, custodi di Antonio, della sua fede e della sua devozione, per voce di padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica del Santo, spiegano a queste famiglie in prima linea che hanno combattuto e combattono, animate dall'amore e dalla fede, abbiamo deciso di dedicare la tredicina di quest'anno. Allora, passiamo da un tema religioso molto importante a un tema decisamente più profano, e lo facciamo con Nicolas Faronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Buongiorno Nicolas, benvenuto come sempre, come ogni sabato ci dedica qualche minuto del suo tempo per una chiacchierata sul meteo, su quello che è successo nei giorni scorsi, perché abbiamo vissuto un maggio veramente, maggio pazzerello verrebbe da dire invece che marzo, perché è successo davvero di tutto, però vorremmo capire se stiamo andando verso un giugno altrettanto ingestibile oppure se la situazione volge al meglio. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti ovviamente gli amici che ci guardano e ci ascoltano. Che dire, come dici bene, un maggio che più che mese primaverile, che di transizione tra la primavera e l'estate, sembrava più un mese tardo invernale. Tardo invernale perché le temperature, almeno fino agli ultimi giorni, sono state spesso sotto le medie. La pioggia e i temporali sono stati i veri protagonisti di questo mese appunto, e per qualche giorno probabilmente avremo ancora il rischio di un po' di variabilità, però sembra che pian pianino la situazione vada verso un miglioramento, appunto con l'inizio del mese di giugno, ma soprattutto poi nella seconda parte della prossima settimana sembra che appunto il tempo inizi a mettersi a posto, ecco. Nicolas, abbiamo qualche dato sulla pioggia caduta a maggio? Siamo nella media, siamo sopra la media, oppure nonostante quello che sembra siamo in un mese siccitoso?
Allora, diciamo che maggio come aprile è uno dei mesi più piovosi dell'anno, perché appunto la primavera porta sia il risveglio della natura, porta appunto al passaggio tra la stagione fredda e la bella stagione, quindi è spesso sinonimo di contrasti e quindi di formazioni di temporali piovaschi, a volte anche purtroppo nubifragi che possono creare disagi. Quindi diciamo che ormai anche se guardiamo gli ultimi anni, maggio è un mese spesso molto piovoso. Diciamo che comunque rispetto alla media mensile degli ultimi 30 anni, questo mese di maggio è stato particolarmente piovoso perché insomma tra le 3 stazioni in nostro possesso, quindi quella di Fonte Alto e quella che ho in Barra Mussolente, sono tutte e 3 abbondantemente sopra la media pluviometrica. Addirittura qui a casa mia a Fonte Alto abbiamo superato i 300 mm mensili, quindi un valore che praticamente è 2,5 volte quella che dovrebbe essere effettivamente la pioggia di questo mese. Ovviamente il tutto è stato intervallato da giornate un po' più asciutte, però purtroppo i temporali, lo sappiamo bene, è questione anche molto di fortuna, però se prendono e tu ti trovi nel posto giusto, nel momento giusto, sono in grado di rilasciare anche 50-60 mm nel giro di poche ore, insomma, ecco, quindi è chiaro che gli accumuli pluviometrici in Veneto sono molto variabili, però appunto nelle nostre 3 stazioni tutte e 3 bene o male sono intorno ai 300 mm o poco al di sotto, ecco. Allora, noi stiamo vedendo adesso, grazie alla regia di Fabio Verin, una webcam puntata sulla Verena a 2000 metri, c'è ancora un po' di neve, non so se tu riesci a vederla dalla tua postazione. È stato un maggio particolarmente nevoso? Beh, diciamo che per l'alta quota direi che è stato un maggio molto, molto nevoso. Guarda, martedì che avevo il giorno libero sono salito anche io sulle Dolomiti e udite udite, un po' per il sesto senso del meteorologo, un po' anche per fortuna, a Misurino ho trovato un gran bel rovescio nevoso, durato 10-15 minuti, però capite bene che essere a 1750 metri nel cuore delle Dolomiti e a fine maggio assistere ad una nevicata non è cosa di tutti i giorni. Comunque appunto tu adesso hai inquadrato la webcam del Monte Verena nell'altopiano di Asiago, dove la neve ovviamente se ne sta quasi andando tutta quanta, però se saliamo un po' più a nord e andiamo sul Bellunese o comunque in Alto Adige, sopra i 2000 metri, fidatevi che è ancora ben innevato, insomma. Molto molto bene. Allora Nicolas, noi abbiamo parlato finora, io stavo cercando qualche immagine di quelle che pubblicate voi sulla pagina Meteo Bassano Pedemontana del Grappa per condire questa nostra chiacchierata, ma adesso abbiamo parlato di quello che è stato, però i nostri telespettatori ci chiedono anche e soprattutto di capire che cosa accadrà fra oggi e domani, se è il caso di organizzare una gita, se è il caso di portarsi via magari ombrello o capaway, oppure se è meglio programmare una passeggiata in città, magari un giretto a Bassano per evitare sorprese. Allora, guarda, per questo weekend se dobbiamo scegliere tra la giornata di oggi e la giornata di domani per attività all'aperto o comunque qualche gita fuori porta, dico subito che sarebbe meglio la giornata di domani domenica, perché oggi, sebbene sia una giornata partita con il sole e con solo qualche nube innocua, dal pomeriggio barra tardo pomeriggio dovrebbe comunque affluire aria più fredda dai quadranti nord-orientali che appunto dovrebbe portare dell'instabilità che da nord-est dovrebbe muovere verso sud-ovest. Quindi attenzione, perché specie tra il tardo pomeriggio ma poi soprattutto in serata fenomeni probabilmente sotto forma più che altro di temporali potrebbero appunto traslare dai monti nord-orientali verso le vicine aree pedemontane e pianeggianti. Quindi oggi giornata un po' sul chi va là, ecco. Ovviamente non essendo un passaggio bello omogeneo, avremo zone dove appunto vedranno precipitazioni che a tratti potrebbero essere anche forti, mentre invece alcune altre zone dove le precipitazioni potrebbero essere molto irrisorie, se non addirittura assenti. Domani la giornata dovrebbe partire con il bel tempo, attenzione alle temperature soprattutto al primo mattino, perché si farà sentire un po' di fresco vuole dire temperature intorno ai 10 gradi di minima, insomma ovviamente non è che vuol dire 4 gradi, però comunque insomma essendo a fine maggio sono comunque minime di tutto rispetto a me che piace il freddo. Poi comunque la giornata di domani dovrebbe tutto sommato trascorrere all'insegna del tempo buono, soprattutto per le aree pianeggianti e per le zone costiere. Qualche nuvola invece sarà sempre presente
sui comparti alpini e prealpini, soprattutto dal pomeriggio, dove ci sarà una modesta attività cumuliforme, e qui, soprattutto sui monti appunto, potremo avere qualche isolato piovasco, però comunque dovrebbe essere piovaschi passeggeri, insomma, quindi molto brevi. Nicolas, rischiamo di trovarci con una situazione come quella che vediamo in questa foto, che può farci vedere Fabio Verin dalla regia, pubblicata sulla pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, con grandinate sui rilievi, magari brevi, intense, però abbastanza spiacevoli? Questa è Lusiana, ci pare di ricordare, questo sia il centro di Lusiana l'altro ieri. Esatto, dici bene. Allora, diciamo che lo sappiamo bene, lo accennavo anche 15 giorni fa quando ci eravamo sentiti. Purtroppo questa fase tra la primavera, aspetta perché qua passa molto, non sento allora. Questa frase tra la primavera e appunto la bella stagione purtroppo fa sì che ci siano questi contrasti di aria fredda, come appunto potrebbe accadere nella serata di oggi, e il caldo preesistente. Insomma, al momento abbiamo 23-24 gradi, è chiaro che se mi arriva aria di 10 gradi più fredda, questi sbalzi purtroppo possono far sì che si crea appunto la situazione della grandine, che ahimè in alcune zone, seppur zone per fortuna ristrette, potrebbe anche imbiancare a tratti il paesaggio. Allora Nicolas, noi ti ringraziamo di queste informazioni, siamo andati un po' a cercare tutte le informazioni del periodo. Speriamo di trovarci con un giugno decisamente più gradevole, anche perché ormai stiamo andando, toccando ferro sempre, verso una zona bianca, quindi verso un allentamento praticamente definitivo delle restrizioni, verso un probabile allentamento o annullamento addirittura del coprifuoco serale notturno, quindi avere un giugno in ottime condizioni climatiche potrebbe essere un buon ingresso nella stagione estiva, anche e non solo per il tempo libero, ma anche per l'economia, quindi speriamo di poter vedere un giugno diverso. Nicolas, noi ti ringraziamo della tua disponibilità, come sempre ci vediamo ogni sabato per una chiacchierata sul meteo. Noi siamo sempre pronti a seguirvi se arriveranno bordate di maltempo, per vedere le vostre scorribande fra neve, grandine, ghiaccio e temperature superiori alla media. Quindi buona giornata, buon fine settimana e grazie. Grazie, ciao Ferdinando e buon weekend a tutti. Torniamo in studio, ringraziamo ancora Nicolas Faronato, vediamo poi se avrà avuto ragione oppure se ci saranno delle recriminazioni da inviare al nostro amico Nicolas, però di solito diciamo che centrano di solito la previsione con grande, insomma, ce la fanno, di solito quello che dicono succede. Allora, detto questo, noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo, ci sono ancora tante cose da vedere. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Noi siamo già pronti per collegarci con le nostre redazioni di Padova e Vicenza, o Vicenza e Padova, dipende poi da chi avremo per primi in collegamento, per capire quali sono le notizie di giornata per l'area berica e per l'area padovana. Sappiamo molta cronaca in entrambi i casi. Adesso noi siamo già pronti, quindi appena ci chiamano, perché sapete che i collegamenti con le redazioni sono quelli via Skype, siamo pronti a avere i nostri colleghi in diretta. Nel frattempo allora vi ricordiamo che abbiamo parlato con Nicolas Faronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, per capire un po' la situazione legata al meteo, il tempo che abbiamo visto fin qui e il tempo che farà da qui in avanti. Il consiglio degli esperti, degli addetti ai lavori, è quello di magari dedicare la giornata di domani a una passeggiata all'aria aperta, invece magari tenere quella di oggi come riserva. Ovviamente noi non possiamo spingerci a dire ora se avranno ragione o meno, però vedremo poi se si andrà così. Allora, in arrivo i nostri collegamenti via Skype, in arrivo anche appena più tardi una
un collegamento con la Pedemontana, perché andremo a vedere, avremo delle immagini fresche per quanto riguarda i primi giorni di utilizzo. Allora, noi vediamo che Vicenza ci sta contattando, però mi sa che abbiamo qualche problema di natura tecnica. Allora, non riusciamo a parlare con la nostra redazione di Vicenza, quindi nel frattempo che ci prepariamo andiamo a vedere un servizio padovano, perché cominciamo a parlare. C'è Daniele Garbin. Adesso vediamo se riusciamo a parlare con Daniele Garbin. Daniele, ci senti? Io vi sento. Molto buongiorno. bene. Allora, Daniele, noi ti vediamo, siamo un po' sgranati, ma è un problema di connessione, quindi nessun problema. Raccontaci le novità dall'area iberica. Buongiorno Daniele. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, io in questo momento sono arrivato in Contraporti a Vicenza. L'idea di questa mattina dei servizi che stiamo raccogliendo erano due che mi riguardavano, e soprattutto una cosa strettamente locale, un viaggio nei quartieri. Quello che stiamo facendo questa mattina, ci siamo concentrati nella località d'Ebba, ecco, che è proprio una frazione, una località al confine con il comune di certo. Ecco, Riviera Berica è una situazione un po' al limite, ecco, perché c'è la Riviera Berica e questa strada è importante, questo snodo che porta a sud di Vicenza, e in questo punto è un punto critico che tra un po' verrà preso in mano dalla provincia per realizzare un ponte molto importante per deviare il traffico pesante e il raccordo è verso l'autostrada Vicenza Est. Però la comunità in questo momento anche difficile di ripresa e di ritorno alla vita normale si sente abbastanza isolata, sì, interessata per la parte così di snellimento del traffico, però dicono manca un po' quello che si trova anche in altri quartieri, cioè i punti di conto, i punti di aggregazione. Ecco, una zona che si sente emarginata dal centro ed è una richiesta che abbiamo visto anche in altri comuni. Sì, si parla sempre dell'asfalto che non va, il marciapiede che non funziona. Ecco, ritrovo anche lì questa mattina questa voglia di aggregazione, questo ritorno alla vita che mancano punti lì. Per esempio c'è un canale interrato che corre proprio parallelo alla Riviera Berica e l'idea è quella di riprendere un vecchio progetto, trasformarlo in parcheggi, perché mancherebbero lì vicino, ci sono anche delle strutture, un'azienda che va a intasare i pochi disponibili e soprattutto diventerebbe uno spazio adatto per esempio per un mercato rionale molto grande, con la volontà di recuperarlo. Ecco, questa è una proposta che ho sentito da più persone, infatti questa sera poi invito al servizio proprio per sentire la voce io non conoscevo questo progetto, potrebbe essere anche proposta nella per recuperare la socialità. Ecco, c'è questa grande domanda di socialità. Molto bene, anche perché sappiamo Daniele che la redazione di Vicenza sta facendo un lavoro importantissimo di collegamento con i quartieri, con la realtà vicentina, i molti problemi delle persone che non sono necessariamente sempre quelli della semplice strada sbrecciata o del parcheggio inutilizzabile, ma sono anche problemi legati alla socialità, come ci stai raccontando tu adesso. Quindi possiamo dare appuntamento nel TG Vicenza di questa sera ai nostri telespettatori con dei temi davvero centrati su Vicenza. Certo, anzi proprio questo era la periferia, i quartieri, ma non il centro. Per esempio in questo momento vado a sentire le persone su quello che è la proposta del sindaco Rucco, lanciata ieri attraverso il nostro canale, proprio di dotare i parcheggi scambiatori di biciclette elettriche. Questo è un tema che in questo momento le persone con cui ho parlato sembra veramente andare incontro a questa esigenza, cioè non solo bus navetta o comunque favorire la ciclabilità oppure la mobilità sostenibile. È una domanda che veramente incontra sia le esigenze dei turisti sia anche quelle dei vicentini che chiedono il non intasamento delle vie del centro, ma che venga veramente ideata una politica dei parcheggi che li veda distribuiti nella cintura. Ecco, però proprio il collegamento con il centro vero e proprio potrebbe trovare in questa bicicletta elettrica una soluzione proprio che mette d'accordo tutti.
Molto bene Daniele, allora noi ti ringraziamo per questo collegamento, diamo appuntamento ai nostri telespettatori in TG Vicenza questa sera, che è un telegiornale che parla molto, abbiamo sentito, delle necessità, delle istanze dei vicentini e di quello che potrà diventare Vicenza, le potenzialità di una città. Quindi grazie di questo collegamento, grazie delle informazioni e ci vediamo stasera nel TG. Buon lavoro! Grazie anche a voi, buongiorno ai telespettatori, grazie. Torniamo in studio, allora avete sentito Vicenza, noi stiamo già scrivendo a Padova in modo che possiamo sentire le novità anche dalla redazione padovana. Il lavoro che sta facendo la nostra redazione vicentina è molto importante perché è una redazione che esce dalle mura, dalle 4 mura di un ufficio con dei computer e va alla ricerca delle istanze, delle informazioni, delle richieste della popolazione, dei quartieri, un viaggio fra i quartieri che dura ormai da parecchie settimane, e quello che stiamo scoprendo nel nostro telegiornale, nel nostro TG Vicenza, è che le istanze della popolazione sono molto diverse da quelle che ci si può aspettare, quindi come dicevamo non sempre, come abbiamo detto, non sempre, come abbiamo detto con Daniele Garbin, non sempre collegate a un asfalto sbrecciato o a un parcheggio inutilizzabile, ma anche e soprattutto basate sulla necessità di socialità, sulla necessità di avere dei servizi. Quindi adesso noi abbiamo ancora Daniele Garbin collegato e se ci sente che si scolleghi, perché così possiamo far entrare anche Padova via Skype, perché altrimenti non si libera il cosiddetto slot. Adesso cerchiamo di disconnetterci da Vicenza e poter parlare con la nostra redazione padovana. Nel frattempo, allora, finché cerchiamo di sbloccare questa situazione, vi diamo un'informazione, perché domani sera, domenica, qui su Rete Veneta andrà in onda uno speciale dedicato agli alpini, uno speciale che si intitola appunto Ripartiamo con le penne nere, e in pratica ripartiamo in sostanza dall'ultima adunata che si è svolta in Veneto, scusate, l'ultima adunata triveneta è quella di Tolmezzo, che non è propriamente in Veneto, e dopo quella adunata, dopo quell'evento storico, non si sono più svolte adunate degli alpini, non c'è più stato niente praticamente di nient'altro, perché è arrivato il coronavirus. Adesso che la situazione sta cambiando, siamo diretti verso la zona bianca, a Bassano addirittura c'è il ponte riaperto, il ponte che è una metafora di una strada verso il domani, un domani diverso. Noi vogliamo ripartire proprio con gli alpini e dagli alpini, quindi vi invitiamo allo speciale dedicato alle penne nere che andrà in onda domani sera alle 21 qui su Rete Veneta. Adesso non è certamente degli alpini che parliamo con Padova, perché c'è Valentina Visentini in collegamento che ci racconta tutte le novità dall'area padovana. Buongiorno Valentina. Cominciare dalla cronaca con un tremendo incidente mortale che è avvenuto ieri sera intorno alle 23 in zona Stangal qui a Padova. La vittima purtroppo è un motociclista, un ex fotografo del giornale Gazzettino, molto conosciuto in città, Stefano Vallin, 64 anni, che era la guida della sua moto, rimasta coinvolto in questo tremendo incidente quasi sicuramente provocato da un uomo che era alla guida ubriaco. Ci sono degli accertamenti in corso da parte della polizia locale. La moto su cui viaggiava Vallin è stata travolta insieme ad un'altra auto da questa macchina che stava provenendo dalla zona Fiera, e a un certo punto ha perso il controllo centrando in pieno il motociclista e l'altra auto. Quando è stato sottoposto all'alcol test, l'autista aveva un tasso ben al di sopra del limite del consentito.
sul posto i pompieri, ma immediato anche il SUEM dal vicino ospedale di Padova, ma purtroppo per il motociclista, per Stefano Vallina, non c'è stato nulla da fare. Come dicevo, purtroppo Stefano è una persona molto conosciuta in città, infatti subito il cordoglio è stato unanime, ex fotografo del Gazzettino ma anche ex pilone del rugby CUS di Padova, maestro di tango, impegnato in tante associazioni di volontariato, era stato anche in uno dei più importanti campo profughi europei negli anni passati, insomma una persona davvero molto nota che noi avevamo anche intervistato anni fa come uno dei responsabili del comitato Portello, quando avevamo raccontato delle... Valentina, ti devo interrompere, ti chiedo scusa, ti devo interrompere perché abbiamo una piccola necessità tecnica e noi dobbiamo andare in pubblicità, quindi ci scriviamo per capire cosa fare per il seguito del collegamento. Andiamo in pubblicità. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come promesso andiamo a vedere il casello della Pedemontana di Bassano, casello che era già attivo fino a ieri, ma per quanto riguarda la tratta Bassano del Grappa-Malo, adesso il casello permette di andare anche fino in provincia di Treviso, fino a Montebelluna. Abbiamo sul posto Renzo Rigon e Erinda Chitezza che ci raccontano questo primo giorno di apertura della nuova strada Pedemontana Veneta. Buongiorno. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Infatti ci troviamo qui alle mie spalle, c'è il casello di Bassano Ovest. Oggi il traffico, le persone e le macchine hanno iniziato ad accedervi, infatti c'è un pochino di movimento, ancora non tantissimo perché forse le persone ancora devono prendere mano con questa nuova superstrada e ricordiamo infatti che ieri è stato un evento strepitoso, monumentale per l'inaugurazione e l'apertura della Pedemontana Veneta, un lavoro, ricordiamo, tutto made in Veneto che servirà al rilancio economico della regione ma anche specialmente al rilancio sociale e ricordiamo inoltre che la Pedemontana consentirà di alleggerire moltissimo il traffico dei mezzi pesanti, i quali potranno raggiungere più facilmente il polo industriale di Montebelluna ma anche l'Alto Vicentino e come diceva infatti anche ieri il governatore Luca Zaia, avrà la sfida più grande sarà quella di entro l'anno aprire il casello di Treviso Nord. E Erinda, come possiamo dare uno sguardo intorno? Sì. Erinda, allora noi ormai è un paio di minuti che siamo collegati e vediamo che però non c'è molto traffico in questo momento. Una domanda, è questo momento in particolare o voi che siete lì da un bel po', perché siete arrivati con ampio anticipo per poter fare questo collegamento, avete visto qualche macchina passare prima? Beh, Ferdinando, ne abbiamo viste alcune macchine passare anche prima, ovviamente la maggior parte delle macchine accedeva al casello del Telepass e meno invece per quanto riguarda il pedaggio normale. C'è traffico, non è ancora intenso, ma come appunto dicevo anche prima, le persone devono ancora prenderci in mano con questa, con la nuova infrastruttura. E infatti volevo anche ricordare velocemente alcuni dati che ci sono stati dati ieri durante l'inaugurazione dell'apertura per i tratti di percorrenza, perché sarà molto più veloce. Infatti da Montecchio a Bassano si prevedono tempi di percorrenza di soli 30 minuti, Bassano e Montebelluna in soli ed esclusivamente 20 minuti, quindi una rivoluzione sicuramente del traffico. E anche come diceva ieri sempre all'inaugurazione il ministro Erika Stefani, ecco appunto vediamo, scusami, delle macchine che stanno passando adesso al Telepass. Come appunto diceva ieri il ministro Erika Stefani, la Pedemontana sarà una grande protagonista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ecco, magari riusciamo ad avvicinarci, un po' difficile forse. Sì, ma... Forse un po' difficile, ma...
Forse è meglio di no, è un po' pericoloso diventa. Eviterei, facciamo vedere l'ingresso, però siamo comunque su una strada, quindi magari evitiamo di spingerci all'interno di un casello, stiamo sempre prima la sicurezza, ci raccomandiamo. Facciamo vedere semplicemente quest'auto che sta prendendo la Pedemontana. Poi Rinda, ti chiedo, siete riusciti a parlare con qualche automobilista o farete dopo, alla fine di questo collegamento, qualche chiacchiera con gli automobilisti in uscita, magari per sentire da dove arrivano, come si sono trovati con la nuova arteria, dove sono diretti? Guarda, noi Ferdinando faremo sicuramente qualche intervista anche dopo la diretta per vedere le persone che cosa ne pensano e se si trovano i tempi che ci hanno messo per raggiungere appunto Bassano, e faremo 2 chiacchiere dopo. Prima non siamo riusciti a fare 2 chiacchiere perché non potevamo fermare le macchine, perché certo, ovviamente bisogna pensare alla sicurezza prima di tutto. Però sì, sicuramente abbiamo parlato con qualcuno degli operatori che appunto lavora qui alla superstrada, e sembrerebbero infatti anche loro dire che il traffico non è ancora, l'afflusso delle macchine non è ancora intenso, però le persone stanno accedendo e sembrano contente di della nuova infrastruttura. Allora, noi ringraziamo Erinda Chitezza, che è sul posto assieme a Renzo Origon. Renzo e Erinda ieri hanno seguito tutte le fasi dell'inaugurazione della strada Pedemontana Veneta. Questa sera nel TG Bassano avremo un'ampia pagina dedicata a questo primo giorno di Pedemontana. Vediamo dietro i contrafforti del Monte Grappa e dell'altopiano di Asiago, un momento effettivamente un po' di calma per quanto riguarda il traffico. Ringraziamo quindi i nostri colleghi dal casello della strada Pedemontana Veneta di Bassano e torniamo in studio. Benissimo, allora avete visto, giornata un po' a rilento forse per il traffico, ma è normale, ci vorrà qualche giorno per poter partire a pieno regime. Ieri pomeriggio forse l'enfasi, la voglia di utilizzare questa nuova strada da parte di molti automobilisti ha portato più persone a percorrerla in alternativa alla viabilità minore che, ricordiamo, potrebbe avere qualche ripercussione dovuta soprattutto al traffico di mezzi pesanti. Si parla soprattutto, e c'è la provincia che sta studiando la situazione, si parla soprattutto del casello di Mussolente e Loria, dove la presenza di camion potrebbe creare un po' di disagi per la viabilità minore. La provincia di Vicenza ha deciso di cominciare un progetto per studiare le ricadute appunto del traffico pesante sulla rete viaria locale. Poi, una volta che ci saranno i dati, si capirà se c'è qualche intervento da fare oppure se non ci saranno problemi effettivi. Di tutto questo noi vi racconteremo con la nostra informazione, come sempre saremo per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, come sempre in diretta, non appena capita qualcosa, non appena ci sono anche importanti novità belle, piacevoli, come quella dell'apertura della Pedemontana. Noi ci siamo con la diretta di ieri, che ha avuto un grandissimo successo di pubblico, quindi vi invitiamo a seguirci, vi auguriamo un buon pomeriggio, vi ricordiamo questa sera TG Bassano, TG Vicenza con tutti gli approfondimenti di quello che è stato visto. Domani sera alle 21 uno speciale dedicato agli alpini con Ripartiamo dalle penne nere, ripartiamo con le penne nere. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana.